Si sono svolti ieri a Porto Empedocle i funerali di Gianluca Lombardo, il 26enne empedoclino che domenica scorsa ha perso la vita in un gravissimo incidente stradale. Ieri la città marinara si è fermata per dare l'ultimo addio al giovane, tantissime le persone che hanno presenziato alla messa in un giorno in cui la città si è fermata anche per il lutto cittadino che il sindaco Martello ha indetto per il giorno delle esequie. La messa è stata celebrata da Don Luigi Lomascolo, parroco della parrocchia della Matrice. Perché succedono queste cose se si pensa alla morte di Gianluca e a come sia morto, se si considerano i femminicidi e le guerre, nasce spontaneo dire che Dio non esiste. Perché se Dio esistesse tutto questo male che fa male non ci sarebbe. Dio esiste, ma dobbiamo trovare noi una risposta a tutto ciò, anche a una disgrazia come la morte di Gianluca. Queste le parole dedicate al giovane empedoclino durante l'omelia. Mi rendo conto, continua nell'omelia, del dolore saziante della famiglia. Non chiudetevi però nel vostro dolore, non lasciatevi macerare dal dolore, perché il dolore è come una camera a gas. Fate in modo di essere attraversati dalla presenza di Dio. Il dolore è naturale che ci sia, ma fate in modo che non diventi il compagno della nostra vita. Al termine della Santa Messa, la bara bianca uscita dalla chiesa è stata accompagnata da un rullo di tamburi, palloncini bianchi e celesti lanciati in aria e tante urla di dolore. Gianluca Lombardo è morto in un tragico incidente stradale incontrato a Cannelle nello scorso fine settimana. Sembrerebbe che la Fiat 600 a bordo della quale viaggiava il giovane si sarebbe scontrata frontalmente con una Dacia sulla quale c'era un'intera famiglia. Sul posto, oltre alle ambulanze, sono intervenuti i vigili del fuoco, carabinieri e polizia, ma purtroppo per il giovane empedoclino non c'è nulla da fare.